C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici di Teletutto, sono quasi sotto il portico di Palazzo Loggia, alla scoperta della famosa statua della Fede, di cui si parlava nella puntata di ieri, un po' misteriosa e introvabile, mo la cerchiamo, vedrai che la troviamo, La statua della Fede oggi si trova sotto la loggia, tuttavia ha perso il suo nome originale. I giacobini, durante l'epoca della Rivoluzione francese, distrussero i simboli religiosi del calice e dell'ostia che teneva in mano. Da quel momento divenne famosa col nome di Lodoiga, in onore della poetessa Ludovica Feostiani. Sempre nell'epoca napoleonica divenne una statua parlante. Infatti venivano affissi sulla sua superficie foglietti e biglietti anonimi in cui si criticavano i comportamenti dell'amministrazione del comune. Sotto il porticato della loggia c'erano la pietra del bando, da cui i banditori declamavano i decreti, leggi e sentenze del comune, e, alla base della colonna con leone di San Marco, il luogo in cui venivano eseguite le torture e le pene capitali. La nostra Lodoiga vive sotto il portico di Palazzo della Loggia, ma quel che il gala cacole rede. Come messo? Che tipo di casa ha? Scopriamolo insieme immediatamente! Sono quelli che finiscono in crisi, ne sono finiti tanti in questi anni di crisi proprio immobiliare, a cui hanno pignorato la casa, sono quelli che non sono riusciti a pagarsi il mutuo. I giovani, è il gala cacole röde. Al camper. Che camper? Casa su ruote, no? No. Deve scappare Leada, via, deve portare via la casa Leada che non ci sta, via. La casa che deve traslocare. È il gala cacole röde. Beh, ha fatto, diciamo così, una uscita sbagliata in tribunale e adesso deve andare a ruota. Ha sbagliato a testimoniare e sta andando a ruota, sta cercando di recuperare in tutti i modi possibili e immaginabili. Non abbiamo mangiato pesante oggi, vero? Abbastanza, devo dire, sì. Più che altro il vino della mezzeria è sempre abbastanza tosto. La caccola alle ruote vuol dire la caccola nel naso. Lei non la casa, se deve, la banca lei è la proprietaria della tua casa. Ecca, La ca la ca, cole röde. no, questo non riesco. Non riesco, cos'è? Devo parlare, scusami, non riesco. Ci sono delle persone un po' più sfortunate che possono avere la ca cole röde. Che vuol dire avere la ca cole röde? La casa con le röde. Mentre che se la devono portare dietro quando li sfrattano da qualche parte. No? Siamo di Rovigo, siamo provincia di Padova noi. E com'è Brescia? La prima volta che venite? Sì, molto bella, infatti, bellissima da vedere. Il gala ca con le röde. Alla casa con le ruote. Che vive in roulotte. Sì, immagino. Perché gliela vogliono portare via. Chi gliela vuole portare via? Sarà ipotecata. È il che il signor le ha dal gala ca con le röde. Ha la casa con le ruote. Quindi? E quindi non sta mai fermo, non so. Roulotte? No? Va bene? È il gala ca con le röde. Che vuol dire avere la casa con le ruote? La casa ipotecata. Poi ma sembra che lancia a casa invece ci azzecca, bravo! Tanto. No, io parlo l'italiano, anche se non è tanto perfetto. Sì, di dov'è signora? Di Brescia? Abruzzese. Di dove? Pescara. La signora di Pescara, bene. Sì, di Pescara. Bella città. Ah, meraviglioso, di Gabriele D'Annunzio. Iga la cacole röde, cara Lodoiga. Avere la casa ipotecata, questo vuol dire. Ma che ne vuoi sapere tu? Grazie amici, alla prossima, ciao. C'entro anch'io.